nonostante il risultato largo e comunque alla fine meritato, per 63-64 minuti fino al momento del 2-0 sono contento della prestazione dei ragazzi, perché comunque abbiamo preso gol su una nostra ingenuità che dovremo sicuramente migliorare, però abbiamo preso un palo in questa porta sul finale del primo tempo, abbiamo creato alcune occasioni. Poi dopo il gol del 2-0 sicuramente potevamo fare meglio in termini di atteggiamento, però alla fine è ancora la prima giornata e cercheremo di fare il meglio possibile. Finita la partita è inutile parlare degli arbitri, dico solo che, anzi preferisco non dire niente. Anche se fosse finita 4-0, noi da domani si ricomincia a lavorare più forte di prima per cercare di colmare quelli che sono stati i gap con questa partita, con l'Accademia, e farci trovare al meglio per il proseguo del campionato. Il campionato è molto lungo e la strada è molto lunga. Per noi tutte le partite sono importanti, tutte sono parte di un processo di crescita e di miglioramento. Poi il risultato certe volte esce in maniera strana, perché secondo me nel doppio scontro di Coppa meritavamo qualcosa in più, qualche gol in più che non è arrivato. Oggi è arrivato un gol in una partita in cui meritavamo il gol in altri momenti della gara, quindi il risultato in questo momento è l'ultima delle cose. Prima la prestazione del risultato in questo momento. Sono stato fortunato perché a scuola ho studiato spagnolo e quindi con i ragazzi riesco a comunicare bene con i ragazzi senza nessun problema, anzi sto iniziando a faticare a parlare con gli italiani piuttosto, però non è stato un problema per noi. Poi in campo basta che c'è la voglia e la giusta attitudine per lavorare, tutto va per il meglio.